Ma la lotta a scudetto, se è veramente riaperta, è in Champions League alla fine del campionato, chi ci va? Cerchiamo di capirlo insieme. Buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso e in questo appuntamento del martedì cerchiamo di capire un pochettino, dopo la fine di quest'altra giornata di campionato, che si è conclusa la 28esima, cerchiamo di capire alla fine di queste altre 10 partite chi andrà in Champions, chi retrocederà, se la lotta a scudetto fra Milan e Inter dopo il derby perso dai nerazzurri è ritornata nel vivo, se è riaccesa, cerchiamo di capirlo insieme. E rispetto agli altri video, ho diviso la classifica per zone. Zona retrocessione, una zona dove le squadre un po' più tranquille, la zona per la lotta Champions e la lotta scudetto. E partirei proprio dalla zona retrocessione, in cui aspettate che ve le metto, ve le mostro, eccole qua. Ho preso la posizione dalla 20esima alla 13esima. Così tante squadre? Sì, ragazzi, perché comunque dalla 20esima alla 13esima posizione, anzi scusatemi, dalla 18esima alla 13esima posizione sono solo 6 punti di distacco. Quindi io credo che tutte queste squadre qua hanno purtroppo il rischio di lottare per la retrocessione e o per la salvezza. Partirei analizzando velocemente il Pisa, che come dicevo anche settimana scorsa per me è spacciato, un piede e mezzo, se non un piede e tre quarti nella fossa, e dopo la vittoria della Juventus contro il Pisa per 4-0, a proposito ragazzi, piccola parentesi, venerdì abbiamo fatto i pronostici, abbiamo dato anche i consigli per il fantacalcio, ma voi sapete, io non dico che ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto, ci sono un sacco di risultati che abbiamo preso e ci sono un sacco di giocatori che abbiamo preso. Quindi, morale della favola, il suggerimento è andatevi a seguire i video nostri, andatevi a sentire quello che diciamo e mi raccomando il venerdì, e non solo il venerdì è per i pronostici e per le previsioni anche del fantacalcio, ma tutti i giorni seguiteci nella live del lunedì, seguiteci nei video che facciamo uscire, iscrivetevi al canale, iscrivetevi ai canali social che abbiamo, così siete sempre aggiornati e non avete problemi. Chiaro e tondo. Torniamo a noi e come avevo detto la Juventus, io avevo pronosticato che la Juventus vincesse 3-0, la Juventus è andata un po' più in là, ha vinto 4-0 contro il Pisa, era pronosticabile una vittoria dei bianconeri contro il Pisa a Torino, avevo detto che segnava Ildiz ha segnato e è ritornato al gol, e il Pisa è spacciato, cioè ragazzi è difficile pensare di poter recuperare, ad oggi sono 10 punti di distacco dalla 17esima che è la prima posizione di salvezza. Credo che il Pisa sappia benissimo che l'anno prossimo andrà in Serie B, giocherà in Serie B. Passando per il Verona invece avevo pronosticato, scusatemi, avevo pronosticato la vittoria del Bologna per 2-1, invece il Verona ha ribaltato il risultato e ha vinto per 2-1 e diciamo si autodà un po' di ossigeno, almeno stacca quel 20° posto a pari punti col Pisa e sale al 19° in solitaria, ma credo comunque ragazzi che deve fare per salvarsi. Io comunque penso se prima aveva un piede e mezzo, adesso ha un piede e un quarto in Serie B. Servirebbe un rollino di marcia, un filotto di partite, di vittorie assurde per arrivare a un miracolo sportivo come quello della salvezza, anche perché poi le squadre che stanno più in alto dovrebbero fare anche loro un tracollo verticale. La distanza dalla zona salvezza è di 7 punti. Nulla è detto, però la vedo veramente difficile. La Cremo ragazzi, la Cremonese continua il suo... si è inabissata, ormai la Cremonese si è inabissata. Avevo pronosticato il 2-1 per il Lecce, abbiamo incarrato il 2-1 per il Lecce, quindi vi rimando a quello che vi ho detto prima. E il Lecce, analizziamole tutte e due insieme a questo punto, il Lecce si stacca dal 18° posto, mette 3 punti di distanza, respira un pochettino, inguaia la Cremonese,
Inguaia la Cremonese che non riesce più a vincere, la Cremonese che sta colando a picco, e credo che sia tra quelle squadre che cercano di salvarsi quest'anno è quella che ha lo stato di forma più negativo. E credo che quella che sia la più indiziata per andare in Serie B insieme al Pisa e al Verona. La Fiorentina, io la Fiorentina avevo pronosticato un pareggio contro il Parma, è arrivato il pareggio contro il Parma, avevo pronosticato un 1-1 ma è finita 0-0. Io avevo detto venerdì, se la Fiorentina scende in campo con la testa di vincere questa partita, sapendo che è uno scontro importantissimo per la propria vita calcistica, allora non ce n'è per nessuno. La Fiorentina ormai qualsiasi partita lei va ad approcciare, lo fa con la paura. E questi sono i risultati, appunto. Credo sempre che la qualità della Fiorentina sia quella giusta per non essere invischiata in questa zona di retrocessione, ma deve sempre pur essere consapevole dei propri mezzi. E la prossima partita è uno scontro importantissimo, perché la prossima è Fiorentina-Cremonese. Quindi i viola, se la vedranno brutta, devono stare attenti. Diciamo che è un out-out la prossima. Fiorentina-Cremonese vuol dire che una delle due si inguaia parecchio. Del Lecce, ragazzi, ne abbiamo parlato, e io credo che il Lecce, già l'ho detto anche le settimane scorse, il Lecce giochicchia abbastanza bene, comunque nelle ultime, come vedete, nelle ultime 5 partite ha fatto 3 vittorie, e per una squadra fra tutte queste squadre qui che lottano per la retrocessione, nella zona salvezza è quella che è il rollino di marcia più in positivo. Il Lecce di Francesco gli ha dato una quadra e secondo me si salverà a fine campionato. Il Toro, ragazzi, la cura da persa dura poco. Io non avevo pronosticato ovviamente i risultati per ovvi motivi scaramantici contro il Napoli, però il Toro la metto allo stesso livello della Fiorentina. La qualità ce l'ha a livello individuale, però non gira, e deve stare attento il Toro, deve stare molto attento, anche perché rischia veramente di entrare in un vortice, ed è un peccato, ed è un grosso peccato. Ragazzi, salirei su col Cagliari e avevo pronosticato 1-2 del Como contro il Cagliari, è uscito 1-2 del Como contro il Cagliari, e il Cagliari perde questa partita che era preventivabile contro un Como che è lanciatissimo per la corsa Champions, e il Cagliari ha comunque la forza per salvarsi tranquillamente in questo campionato, anche se comunque, come vediamo, nelle ultime 5 partite ha fatto solo 2 punti. Questo è un po' un campanello d'allarme, se possiamo chiamarlo così, perché Pisacane è un buon allenatore, un giovane allenatore emergente, che però ovviamente ha questa altalena di risultati con una squadra che a livello qualitativo è all'altezza della Serie A e della parte centrale della classifica, secondo me. Devono ricominciare a vincere. Vincere aiuta a vincere, quindi devono invertire la rotta. Il Genoa, ragazzi, avevo pronosticato il 2-1 per il Genoa. Il Genoa vince 2-1 contro la Roma, a segno Vitigna, e l'avevamo consigliato. De Rossi li fa giocare bene. A me De Rossi piace come comunicatore, a me De Rossi piace come allenatore, e credo che possa essere un giovane molto interessante sulla panchina, e tra qualche anno De Rossi, secondo me, ne sentiremo parlare. Anche la sua esperienza alla Roma non è stata negativa, a parer mio, quando stiamo parlando di quasi 2 anni fa. Poi, per motivi che sanno solo loro, De Rossi dopo 3 giornate è stato mandato via, è stato cacciato via. Questi sono altri discorsi, ma credo che lui sia molto preparato come allenatore, fa, come avevo pronosticato, uno sgambetto alla propria Roma. Il Genoa si porta a 3 punti,
3 punti importantissimi, una vittoria importantissima perché stacca quei 27 punti che sarebbero stati pericolosi. E io credo che nelle prossime partite il Genoa farà altri punti per comunque salvarsi in maniera abbastanza tranquilla. Andrei avanti con la zona tranquilla della classifica che va dal 12° all'8° posto. Il Parma, ragazzi, a me il Parma sta sorprendendo, lo dissi anche settimana scorsa, mi sorprende perché questo è stato bistrattato, è stato attaccato nell'inizio del campionato e invece piano piano, 4-4, zitto zitto, comunque arriva ai suoi 34 punti, tranquillamente. Nelle ultime 5 partite ha fatto, sono 3, 6, 9, 10, 11 punti nelle ultime 5 partite, non è malaccio, anzi, e mi sorprende e va a pareggiare una partita contro la Fiorentina che era abbastanza fastidiosa. Un campionato abbastanza tranquillo, ma come primo campionato per questo devo dire che tanta roba. Udinese al 11° posto, si fa rimontare dall'Atalanta. L'Udinese è il suo classico campionato, un campionato senza infamia, senza lode, lì nelle zone centrali della classifica, 36 punti, tranquillo. Zaniolo e Davis sono giocatori che ti permettono di avere gol nelle gambe e io avevo pronosticato vado a rivedere, il 2-0 per l'Atalanta, questa l'ho sbagliata, però va bene così, dai, accettiamolo. E campionato tranquillo, va bene così per l'Udinese. La Lazio, Lazio-Udinese, analizziamolo insieme, perché c'è stato questa sorta di scontro diretto, dove io avevo pronosticato la vittoria per 2-1 del Sassuolo, invece ha vinto la Lazio al 92esimo su un erroraccio di Muric, ragazzi. Ma che cazzo di uscita è quella là del portiere del Sassuolo? Fatemi capire. Avevo pronosticato il 2-1 per il Sassuolo, invece vince la Lazio al 92esimo gol di Marusic, quindi 2-1 per la Lazio. La Lazio, come dicevo, ripeto anche settimana scorsa, questo è il campionato della Lazio. Fa veramente... È triste vedere lo stadio olimpico vuoto o semivuoto, ma per me comunque era vuoto, vedendo comunque anche le immagini. È triste sentire delle parole di Sarri post partita, determinate parole, e la Lazio deve risolvere tanti problemi societari, mentre invece per il Sassuolo 38 punti, onestamente per la prima stagione di grosso in Serie A, tanta roba, dico solo questo, tanta roba. La sconfitta va bene, accettabile, tanta roba. Il Bologna, 8° posto. Si vede quando in testa hai altri pensieri, si vede quando in testa hai degli obiettivi diversi. Il Bologna dovrà sfidare in Europa League la Roma in settimana e si lascia andare in questa sconfitta con il Verona. Io credo che la testa sia protratta verso la partita europea, è stata protratta verso la partita europea e questi sono i risultati. Va in vantaggio, se non sbaglio, si fa rimontare dopo pochi minuti, prima con l'1-1, poi col 2-1. E anche qua, ragazzi, forse ve l'ho detto anche prima, Rowe l'abbiamo incarrato. E il Bologna credo che non ha più, cioè non avrà tanta voce in capitolo per le zone altissime della classifica, anche perché adesso ci arriviamo, l'obiettivo secondo me del Bologna è quello di andare quanto più possibile in avanti nella Coppa Europea, in Europa League. Anche perché, come vi dicevo, la zona Champions dista dall'Atalanta, sono 7 punti di distacco e credo che sia anche tanto, considerando anche che l'Atalanta è settima, ma non è detto che quel posto lì vada di diritto a chi va in Conference, perché dipende molto, lo sapete, dalla Coppa Italia. Quindi in questo caso, aspettate che adesso ve la metto un po' più, forse anche meglio. Quindi non è detto, perché c'è la Lazio ancora in semifinale di Coppa Italia. Se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, di diritto si scala tutto e la Lazio va in Europa League.
e poi il settimo posto si perde, si va a perdere. Quindi anche l'Atalanta rischia di star fuori alle coppe europee. In questo caso però io la metto all'interno della zona Champions, perché comunque l'Atalanta per forza, per qualità, per collettivo, per individualità, per anche il cammino che sta facendo in Champions stasera c'è una partita importante contro il Bayern Monaco, un'altra tedesca contro l'Atalanta, bisogna per forza metterla all'interno della corsa Champions. L'Atalanta, come dicevo prima, pareggio contro l'Udinese, probabilmente anche l'Atalanta nella sua testa ha il pensiero europeo, però recupera questa partita che sembrava ormai persa, la recupera e almeno si porta un punticino a casa. Passando avanti nella zona calda, zona caldissima della lotta per il quarto posto, la Juventus. La Juventus 4-0, come dicevo prima, rifilato al Pisa, dal meno 7 che sembrava esserci fino al 93esimo nello scontro diretto contro la Roma, adesso si ritrova a meno 1 dalla Roma stessa e dal quarto posto. Quindi è resuscitato. La Juventus da quel gol di Gatti è resuscitato. La qualità della rosa è indiscutibile, ovviamente. Se la Juventus fa la Juventus, io credo che, come dicevo anche se settimana scorsa, per me è l'avversaria più temibile per la lotta Champions, al pari di Roma e Como, al netto di Roma e Como, ma per me la Juventus comunque è quella che temo di più, perché la qualità della rosa ce l'ha, e la Juventus nelle prossime partite ha comunque partite facili, quindi può rosicchiare altri punti, almeno sulla carta. Poi si vedrà, ovviamente il pallone è rotondo e vedremo successivamente nelle altre giornate. La zona più bella però di questa zona Champions, di questa lotta Champions, è tra il quarto e il quinto posto. A pari punti ci sono Como e Roma. Como, come dicevamo, vince contro il Cagliari fuori casa. La Roma perde contro il Genoa fuori casa e adesso si ritrovano a pari punti. La Roma è sempre, come dicevo settimana scorsa, ragazzi, poi sono ripetitivo, scusatemi, ma serve sempre quel centesimo per fare l'euro e alla Roma manca sempre. Queste sono partite che comunque di riffo o di raffa tu devi cercare di portartela a casa, e non è stato così. Adesso si ritrova vedi la partita contro la Juventus, vedi la partita contro il Genoa, adesso la prossima partita, guardate un po' che partita ci sta, c'è lo scontro diretto, c'è Como Roma. E qui si decide tanto, anche perché adesso la Roma in queste prossime 3 partite tra Europa e campionato capirà di che pasta è fatta, quale sarà veramente il proprio destino, perché affronterà il Bologna in Europa League, c'è lo scontro diretto contro il Como, poi nuovamente il ritorno in Europa League contro il Bologna. Quindi la Roma si gioca tanto in queste prossime partite. E poi al netto comunque degli infortuni, perché in attacco è decimata, Dybala si è operato, quindi molto probabilmente la stagione sarà finita o comunque resterà fuori a lungo, e Gasperini troverà sicuramente la quadra, ma si prospetta secondo me un periodo un po' particolare, un po' difficile per la Roma. Il Como invece vola sulle ali dell'entusiasmo, il Como vola tranquillamente, inanela la terza vittoria consecutiva, si porta a pari punti, come dicevamo, a pari punti della Roma, a 5 lunghezze dal Napoli, e quarta in classifica. Il Como è una squadra fina, si dice a Napoli, è forte, i giovani ragazzi, i giovani hanno voglia di dimostrare, hanno voglia di spaccare il mondo, si vede. Poi il gol di D'Acugna è fenomenale, è bellissimo, il gol di D'Acugna è bellissimo, veramente bello, e io credo che domenica la partita come Roma ci dirà tanto. Passando, raga, al Napoli, questa vittoria era dovuta, dovevamo vincerla, anche perché, come vedete, la classifica si fa fitta
e quindi è stata importantissima la vittoria contro il Torino. Avevo detto attenzione ad Alisson Santos e Alisson Santos ha segnato. E la prossima sarà la partita contro il Lecce. Dobbiamo approfittare. Da tifoso napoletano vi dico che dobbiamo approfittare. E dobbiamo approfittare perché dobbiamo mettere quanto più distacco possibile tra noi e le dirette inseguitrici, anche perché dobbiamo approfittare di questi scontri diretti che ci saranno, di partite comunque di cartello tra le prime 7, noi comunque a livello di calendario siamo messi siamo messi bene, cioè, in un certo senso ogni partita è una partita a sé, però sulla carta diciamo che stiamo in una buona situazione, corna facendo. E passerei allora a questo punto alla zona, alla lotta salvezza, alla lotta scudetto. Eccola qua. E io vi dico il perché ho messo anche il Napoli. È provocatoria questa cosa. Provocatoria perché per un discorso di aritmetica siamo a 11 punti, quindi aritmeticamente diciamo che sono 30 punti disponibili. Noi siamo ancora in lotta per lo scudetto, ma anche ieri abbiamo fatto un video, abbiamo fatto uno short. Ragazzi, queste classifiche ve le metto adesso come immagine. Queste classifiche qua, che vengono fatte da pagine che seguono il Napoli, da tifosi che seguono il Napoli, per me sono ridicole. Sono ridicole. Perché, ragazzi, come possiamo mai pensare che l'Inter o il Milan, perché ricordiamoci che noi non abbiamo solo l'Inter davanti, abbiamo anche il Milan. Quindi noi dovremmo recuperare anche punti sul Milan. È impossibile pensare che in 10 partite noi facciamo 28 punti. Stiamo parlando di una media di più di quasi 3 punti a partita, una media che nessuna squadra ha fatto. Cioè, è impensabile ed è ridicolo. Anche perché quando abbiamo fatto, e lo ripeto perché l'ho fatto nello short ieri, quando lo scudetto che abbiamo vinto con Spalletti contro l'Inter e la Lazio che è arrivata seconda, noi abbiamo ridicolizzato e preso per i fondelli i tifosi delle squadre avversarie che facevano queste cose qui. Ma perché dobbiamo farlo anche noi? Perché dobbiamo abbassarci a questo livello? Perché ci dobbiamo ridicolizzare? Mettiamoci nella testa che, e vi rimetto la classifica per farvi capire, noi abbiamo 11 punti di distacco su 30 disponibili. 11 punti vuol dire che l'Inter in 10 partite dovrebbe perdere 4 e in quelle 4 partite, quindi 4 su 10, l'Inter ne dovrebbe perdere 4 e noi in quelle 4 partite dovremmo vincere. Ok? Vi rendete? E in tutto questo la stessa cosa dovrebbe succedere anche al Milan. Quindi perché ci ha ridicolizzato? Quindi io vi ho messo la classifica, 1 per provocazione, 2 per farvi capire che sono 11 punti di distacco e noi dobbiamo vedere sotto, non sopra. Dobbiamo blindare il 4º posto, il 3º posto e se ci va bene lottare per il 2º posto. Ma quello deve essere l'obiettivo, non vedere l'Inter. Noi dobbiamo vedere il Milan al massimo, non l'Inter. Aperta e chiusa parentesi. Scusate per lo sfogo. Nel Napoli ne abbiamo parlato. Il Milan vince questo scontro diretto che dà un po' più di pepe alla lotta a scudetto, vince il derby e mentalmente è importantissimo, anche perché l'Inter non vince scontri diretti, non solo col Milan, anche con le altre squadre, non ne vince. Cioè l'Inter potrebbe essere un campione d'Italia senza aver vinto scontri diretti quest'anno. Ce ne sono altri davanti, però, raga, sono campanelli d'allarme, e non vorrei per i tifosi dell'Inter, i tifosi nerazzurri, che i giocatori vedano un po' di fantasmi, perché ricordiamo, l'Inter, i 2 campionati scorsi, non tanto quello che ha vinto surclassando tutti, ma il campionato contro il Milan l'ha perso in lotta a pari punti, cioè
punto su punto, l'ha perso. Il campionato scorso contro il Napoli, punto su punto, l'ha perso. Quindi attenzione, può essere un campanello d'allarme, anche perché comunque la prestazione non è stata ottimale, non è stata bellissima. L'Inter non ha giocato bene, anzi, è stata una brutta partita, al netto degli infortuni e delle assenze. E quindi credo che le prossime partite ci diranno un po' tanto, ci diranno anche perché l'Inter ha un po' di scontri diretti, ha un po' di partite difficili. Il Milan fra 3 giornate affronterà noi e in queste credo 2-3 partite, le prossime 2-3 partite si delineeranno un po' più le posizioni in classifica. Bene ragazzi, io tornerei a schermo intero, vi faccio vedere questa bellissima faccia assonnata perché vengo da un turno di lavoro, sono tornato, ho fatto notte, sono tornato adesso, quindi sto dormendo. Aspettate. Io vi... ditemi voi cosa pensate nei commenti di quello che abbiamo detto, quali sono per voi le previsioni della fine del campionato, quali sono le previsioni per la lotta a scudetto, chi vincerà il campionato, eccetera. Scusatemi, chi vincerà il campionato e chi lotterà per la Champions League, chi lotterà per la salvezza, chi si salverà. Mi raccomando ragazzi, seguiteci, ve lo ripeto ancora, e ci vediamo alla prossima puntata. Forza Napoli sempre!